Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Siamo alla quarta giornata di campionato femminile. Oggi si giocano le partite Scandiano Valdagno alle ore 18 e qui a Matera la Roller Matera incontra il Viareggio. Un saluto particolare ai telespettatori e alle telespettatrici di Viareggio che certamente saranno collegati in questo momento con Matera. Mentre la speaker annuncia le squadre sono entrate in campo per il rituale saluto. L'arbitro è Michele Mele, anche se residente a Novara, è nativo di Matera. Fino a che non inizia la partita do alcune notizie riguardanti la classifica che al momento vede al primo posto la Roller Matera con 9 punti su 3 partite, al secondo posto il Valdagno con 6 punti su 3 partite, al terzo posto il Trissino 3 punti su 3 partite, al quarto posto la Scandianese 3 punti su 3 partite e ahimè purtroppo il Viareggio a 0 punti su 2 partite. Le marcatrici: al primo posto è la Polla Pamela della Roller Matera con 9 reti, al secondo posto Taccardi Rebecca, la capocannoniere della stagione passata, con 8 reti al secondo posto. Tra le materane in classifica la Macchia Luisa con 2 reti e Berta Tarrida con 1 rete. Le formazioni per il Viareggio sono qui presenti con il numero 1 Masetti Vittoria, con il numero 12 Iannaccone Soraya, con il numero 77 Marquez Perez, con il numero 27 Palagi Anna, con il numero 4 Brandi Giorgia, con il numero 18 Raffaelli Jessica e con il numero 7 Barsaglini Lucrezia. Per la Roller Matera Gaudio Valentina in sostituzione della titolare, la partita ha avuto inizio in questo momento. Palla al Viareggio, la Polla verso Berta Tarrida, la Polla Taccardi Tarrida, la Macchia Luisa verso Taccardi Rebecca, la Polla Pamela verso la Macchia Luisa, sempre la Macchia Luisa verso Taccardi Rebecca. Difende bene il Viareggio, una squadra molto giovane. L'arbitro fischia per l'azione terminata oltre i 45 secondi. Al numero 77 effettua il primo tiro in porta Marquez verso la porta materana.
Berta Tarrida verso Luisa Lamacchia. Luisa Lamacchia. Berta Tarrida, la Polla Pamela, sempre la Polla Pamela, dietro la porta, verso Taccà di Rebecca, ottima parata del portiere Masetti sul tiro di Taccà di Rebecca, punizione per la roller, la macchia Luisa verso Berta Tarrida, para il portiere Masetti, il tiro di Berta, palla verso Luisa Lamacchia, la Polla Pamela verso Berta Tarrida, la Polla Pamela, Luisa Lamacchia. Presumo che sarà una partita che vedremo quasi certamente Matera molto più esperta come squadra all'attacco e il Viareggio difendersi, che al momento lo sta facendo in maniera egregia. Parte in contropiede il Viareggio, tiro in porta da parte della numero 77 Marquez, ben parata dalla Gaudio Valentina. Manca un'occasione Luisa Lamacchia sul passaggio di Tarrida, la Polla Pamela, Lamacchia, Taccà di Rebecca, Pamela, tiro in porta e gol di Pamela La Porta, la Polla. Non nulla ha potuto il portiere Masetti perché era coperta dalle difensori. Le è sbucato il pallino improvvisamente al 7. Palla alla Marquez che tenta il tiro, parte in contropiede la Polla Pamela da sola, dribbla, tira ma para il portiere Masetti. Palla alla Palagi Anna che la perde oltre la metà campo, palla a Pamela La Polla che si avvia verso Berta Tarrida, sempre La Polla con Taccardi, palla al Viareggio, parte ma la Marquez verso la 18 Raffaelli che sbaglia il passaggio, Tarrida, la Polla, Tarrida, Taccardi Rebecca, arriva un'azione, perfetta azione combinata, arriva il gol di Taccardi Rebecca, quindi 2-0 quando siamo giunti al 20° minuto, 2-0 per la roller. Speriamo che non sia una goleada e che la goleada non renda difficili le cose al Viareggio. Come ripeto, una squadra molto giovane, ancora inesperta visto che è il loro primo campionato. Tanto il portiere del Viareggio è andato a pulirsi la maschera, ad asciugarsi la maschera. In avanti il Viareggio, perde la palla, contropiede 3 contro 1. Berta attacca, Berta ha tirato in porta, Berta Tarrida ha tirato in porta ma non è riuscito a fare centro. Adesso palla in due tra la Marquez e la Luisa Lamacchia, palla attaccata di Rebecca, la Polla Pamela verso sempre Pamela,
Tarrida, Tarrida, Tarrida verso la macchia Luisa, Caccardi Rebecca, la Polla Pamela, fanno girare squadra sfruttando interamente i 45 secondi le ragazze materane. Caccardi Rebecca si fa pari, un tiro dal portiere, anche un secondo tiro. La numero 26 perde palla il Viareggio con la numero 27 Palagi, palla verso Tarrida, Tarrida la macchia, l'arbitro fischia per una stecca sollevata al di sopra degli atleti. Bel passaggio da parte della numero 27 Palagi verso, troppo perde palla, ma la Polla Pamela verso Tarrida, Tarrida la Polla Pamela, Caccardi Rebecca, Caccardi verso la Polla, ottima la parata di Masetti, è un portiere abbastanza bravo, meno male sta facendo delle buone parate in modo da alleggerire il passivo da parte del Viareggio. Altra parata del portiere Masetti sul tiro di La Macchia, la palla esce fuori, la ripresa sarà da parte del Viareggio. Perde palla purtroppo il Viareggio, la Polla Pamela, segna la Polla, nulla ha potuto questa volta il portiere, sul tiro angolatissimo di Pamela la Polla. Che a suon di gol si contenta la posizione di capocannoniere con la Taccardi. Ora giostra la palla il Viareggio con la Marquez, ottima azione della Marquez che purtroppo si scontra ma riprende la palla, palla alla Palagi, Palagi sbaglia il passaggio che giunge alla Polla, la Polla verso Tarrida, Tarrida verso la Macchia Luigi, verso la Polla verso Taccardi, Taccardi verso la Macchia Luisa. Mi scuserete se ogni tanto le attrici materane le chiamo per nome, avendole cresciute da piccole mi viene difficile chiamarle per cognome, quindi palla sempre alla Polla. Adesso terminati i 45 secondi la palla passa al Viareggio, quindi l'arbitro fischia anche il time out. L'arbitro si è confuso, non era time out ma era la sirena dei 45 secondi. Se ne è reso solamente conto adesso. Tra le viareggine ci sono ragazze molto giovani come la Palagi di solo 16 anni o la Brandi di 15 anni, la Barsaglini di 15 anni, quindi, senza considerare che la Masetti e la Iannaccone hanno solamente 18 anni. Anche nella Rolle ci sono ragazze giovani come la
Taccardi di soli 19 anni. Presumiamo che quanto prima entreranno in pista anche le giovani materane, anche loro ragazze quindicenni. Palla contesa, palla in due, contesa tra Viareggio, tra la Taccardi e la Palagi. La Macchia Luisa supera la stessa metà campo per passare la palla alla Polla, la Polla verso Tarrida, Taccardi, la Polla Pamela. Una bella parata sempre su Taccardi del portiere Masetti, ottimo portiere questa ragazzina qui. La palla, purtroppo il Viareggio non riesce a concludere, palla la Macchia Luisa verso la Polla Pamela, Tarrida, Taccardi, bella palla presa, però con la stecca ha fatto un errore ingenuo in contropiede. La Marquez ha passato la stecca al di sopra degli atleti, è una regola in vigore da quest'anno, non si può superare l'atleta sollevando la stecca. La Tarrida verso la macchia in porta, questa volta intercettata dal difensore del Viareggio. Palla alla Marquez, prova il tiro in porta dalla distanza, la Palagi intercettata dalla Macchia Luisa che dà verso Tarrida che a sua volta passa la palla alla Polla. La Polla verso Berta Tarrida. Ecco entrare in pista la prima giovane che sarebbe Larissa Lamacchia, sorella della più grande Luisa Lamacchia di 19 anni. Bella parata sulla Larissa Lamacchia da parte di Masetti. Non mi stancherò mai di dire, l'avevo già vista l'anno scorso giocare e l'avevo già all'epoca ritenuto un ottimo portiere. Palla a Luisa Lamacchia verso Tarrida. Parte adesso il Viareggio con la Palagi, tenta un passaggio verso la Marquez, passaggio non riuscito. Taccardi verso la Polla Pamela, Larissa si fa anticipare dalle viareggine, passaggio alla Palagi, tenta un passaggio verso il centro area, non le riesce. Contropiedi di Taccardi verso Taccardi Rebecca, rigore per atterramento da parte, adesso vediamo il numero, verso Taccardi, della Marquez verso Taccardi, rimasta a terra Taccardi che adesso si rialza, il tiro di rigore affidato alla Polla Pamela. L'arbitro aspetta che le squadre prendano posto. Il gol di la Polla Pamela sul rigore che porta a 4 le segnature materane.
3 sono le segnature di La Polla. Nel frattempo è entrata in campo anche adesso vediamo il numero, la numero 12, Iannaccone Soraya, palla adesso alla Polla Pamela verso Berta Tarrida, Tarrida verso la macchia Larissa, la Polla, Berta Tarrida verso la Polla Pamela che tenta da dietro porta ma non si fa sorprendere Masetti, nuovamente la Polla verso Berta Tarrida, ottima parata sempre di Masetti, un'altra parata di Masetti su il tiro di Taccardi, la Polla Pamela intercettata dalla Marquez, passa alla 27 Palagi che non intercetta, quindi riparte nuovamente in Matera con Larissa Lamacchia verso la Polla Pamela. Intanto si sta preparando per il cambio un'altra giovane materana, la Mazzilli di solo 15 anni, Vanessa Mazzilli. Adesso vediamo al posto di chi entrerà. Intanto punizione in favore del Viareggio, battuta dal Marquez verso la Iannaccone che subisce fallo da parte di Larissa. Ottima azione della Marquez che purtroppo palla a Berta verso la Polla Pamela, ottima palla, bellissima parata nuovamente di Masetti verso Taccardi Rebecca, la Polla Pamela verso Tarrida, bella azione parata sul tiro di Tarrida da parte di Masetti verso Iannaccone che tenta il tiro ma viene intercettato dalla Polla Pamela, la Polla Pamela verso intanto è uscita Taccardi ed è entrata la Mazzilli verso verso la Polla adesso nuovamente la Mazzilli viene però intercettata dalla Palagi, la Iannaccone tenta di entrare in area ma non ci riesce, intercettata da Tarrida che passa a Mazzilli che tenta il tiro, parata nuovamente da parte di Masetti verso la Polla Pamela, la Polla verso Mazzilli, sempre Mazzilli verso Tarrida, la Polla, Tarrida, verso la Polla tenta il tiro, parato nuovamente in maniera egregia dalla Masetti con tiro dalla distanza, nuovamente la Polla intercetta il tiro, un difensore del Viareggio, nuovamente la Polla, Vanessa Mazzilli verso Tarrida verso la Polla verso Larissa Lamacchia, Tarrida, la Polla, Tarrida cerca di entrare in area, tira in porta, tiro alto, fischiato dall'arbitro. Intanto c'è un nuovo cambio nel Viareggio, esce la numero 27 Palagi, al suo posto è entrata la numero 7 Bassaglini.
una ragazza di soli 15 anni. Ora arriva verso la Polla, bellissima azione di La Polla, intercettata dal difensore. La Polla con un'altra schiaccia prende il palo. La Polla ci ha abituato spesso a delle segnature con Lanza e Chiesa. Palla alla Marquez, la Marquez avanza verso la Barsaglini tenta il passaggio a centro area, ma viene intercettato dalla difesa materana con la Polla Pamela verso Tarrida verso la Polla, Tarrida prende la traversa su una bellissima azione combinata, la Polla, Tarrida, la Polla sempre, la Polla verso Vanessa, Mazzilli, Tarrida, Mazzilli, intercettata dal difensore del Viareggio, la Polla Pamela passa a bellissima parata nuovamente della Masetti sul tiro ravvicinato di Larissa Lamacchia. Nuovamente adesso è entrata anche un'altra quindicenne nel Masera, la Carlucci Laila, al posto di Tarrida, che adesso in pista a Matera, tolta la veterana, la Polla Pamela, le altre sono le giovanissime, le future ragazze della Roller Matera. Carlucci verso la Polla, adesso parte in contropiede la Marquez che tenta il tiro parato da Valentina Gaudio, bel tiro dalla distanza della Marquez, però non sorprende l'esperto portiere del Matera Gaudio, che ha sostituito la più titolata Meneghello, assente oggi dalle fine della Roller Matera. Intanto time out richiesto dal Viareggio. Questo time out volevo ringraziare alle riprese Jarek Trinco e al computer Nato Spurio. Nel frattempo il pubblico è aumentato nonostante l'orario non certo agevole per un pubblico materano. Ricordiamo che a seguire Matera incontrerà la stessa società di Viareggio di A2 alle ore 19. Stanno per fare rientro in campo dopo il time out, le squadre in campo per il Viareggio sono in pista la Marquez, la Iannaccone, adesso che si gira vedo il numero, la numero 7, Bassaglini. Un altro tiro in porta ben effettuato dalla Marquez, che naturalmente non sorprende la Gaudio. Contropiede da parte di La Polla Pamela verso Mazzilli, Laila Carlucci tenta un dribbling in area ma viene stoppata dalla Viareggina. Prende la palla Pamela verso Carlucci verso Larissa verso Vanessa Mazzilli al centro verso Carlucci che non si avvede della pallina, quindi si ripartirà quasi certamente con una punizione a favore del Viareggio.
punizione che sarà battuta dalla Barsaglini, la Barsaglini verso la Brandi, intercettata dalla Polla Pamela verso Carlucci che tenta il tiro, ma viene stoppata dalla Viareggina, parte in contropiede da sola, Marquez purtroppo si allunga la palla, quindi viene intercettata da Mattia Larissa che era appostata in difesa, mentre hanno tentato un'azione ma ben in guardia la difesa materana. La Polla Pamela verso Carlucci verso la Polla Pamela verso la Macchia Larissa, tira in porta, non sorprende la Masetti quando mancano 4 minuti e mezzo alla fine del primo tempo. Adesso parte in contropiede Carlucci verso la Polla Pamela, sempre Carlucci, la Polla Pamela, Carlucci non riesce ad effettuare il tiro in porta. Ottima palla da parte di Mazzilli verso la Carlucci che non si avvede nel passaggio. Sempre la Marquez che tenta da solo di arrivare in porta ma non sorprende il portiere Gaudio. La Polla Pamela si trova da sola, Carlucci si fa parare il tiro da un'ottima Masetti. Nuovamente la Masetti intercetta un passaggio, è proprio brava sta ragazza, intercettato con la stecca un passaggio indirizzato alla Masetti che a porta vuota ha ulteriore parata. Palla la numero 77 Marquez verso Larissa, la Macchia verso la Polla Pamela, contropiede non riesce il contropiede al Viareggio, riparte nuovamente la Polla Pamela verso Laila Carlucci, la Polla, Mazzilli che si fa sorprendere invece, ma recupera la Pamela verso Larissa, la Macchia che sbaglia il tiro verso la Polla, Carlucci verso la Polla, Carlucci da sola, brava la Carlucci, ottimo tiro e ottima segnatura della Carlucci che si libera dell'avversaria e piazza un pallino accompagnato al 7. Questa volta veramente non ha potuto nulla la Masetti. Viareggio approfitterà adesso di una punizione a loro favore, mentre il risultato al momento è di 5-0. Io spero solo che le ragazze non si arrendano in futuro. Volevo ricordare alle ragazze viareggine che anche il Matera anni fa perdeva le partite, ahimè, rovinosamente. Solo dopo anni di pazienza abbiamo raggiunto i livelli che possiamo mostrare oggi in pista. Ottima azione adesso del Viareggio che quasi sfiora la segnatura, che se ci avesse creduto di più la ragazza viareggina avrebbe potuto fare la segnatura. La Polla verso la Carlucci si libera dell'avversaria che però commette fallo, è numero 4 Brandi, nonostante il fisico ha solamente 15 anni, ha un fisico imponente ma solo 15 anni. Adesso parte Iannacconi in difesa ma intercettata con un fallo da parte del capitano del Matera, la capitano è anche allenatrice del Matera,
la Polla Pamela. Tira in porta intanto la Mazzelli, non ne riesce la segnatura. Contropiede del Viareggio, ottima la Marquez che effettua un ottimo tiro parato bella azione della Marquez parata dal Valentina Caudio. Intanto volevo ricordare anche gli allenatori da parte del Viareggio, il signor Limena Andrei, da parte del Matera Antezza Valerio, che coaudia come allenatore la Polla. Intanto palla alla Vanessa che trattiene la palla per oltre 5 secondi nella propria area, quindi regala una posizione alla squadra avversaria del Viareggio quando mancano solo 35 secondi, quindi presumo che chiuderà il primo tempo il Viareggio. Tiro della Marquez intercettato dalla difesa, la Marquez a tu per tu con la Polla Pamela. Non capisco, adesso non so perché l'arbitro ha intercettato l'azione, ha fischiato un fallo a favore del Viareggio che però ha battuto il Matera, che dovrebbe battere il Viareggio ma no, batte il Matera. L'arbitro è un po' confuso in questa fase. La Mazzelli verso penso che il tempo ormai sia terminato, l'ultima azione non riuscita da parte di Mazzelli, ancora la Mazzelli che tenta il tiro accompagnato ma non riesce perché parato dal portiere Masetti. Intanto finisce il primo tempo, ci risentiamo fra 5 minuti scarsi per il secondo tempo.
Allora, buonasera nuovamente ai telespettatori. Sta per riprendere il secondo tempo della partita tra Roller Matera e Viareggio, arbitrata dall'arbitro Michele Mele. In pista per il Viareggio ci sono la Palagi, Brandi, Raffaelli e Marquez. Per il Matera la Polla, Taccardi, Tarrida e la Macchia Luisa, quindi la squadra base. Palla a Taccardi, la Polla la Macchia Taccardi, la Polla, la Polla va al gol con un'azione personale. Presumo che sia il suo terzo gol o quarto gol. Al momento sono 6-0. Se un gol ha fatto Taccardi e un gol Carlucci, quindi 4 gol la Polla Pamela. Palla nuovamente a Pamela verso Tarrida nuovamente a la Polla non sa vedere il passaggio. Tarrida va in contropiede la Marquez, tira in porta. Da notare che in porta nel secondo tempo è entrata la quindicenne, la portiere quindicenne materana De Biasi, Vanessa. Palla nel frattempo a Tarrida verso la Polla Taccardi si gira verso lui, la Macchia, ma il passaggio non riesce. Palla la Marquez verso la Brandi si fa togliere la palla da la Polla Pamela. La Polla verso Tarrida Luisa la Macchia, palla intercettata dalla Raffaelli verso la Brandi a Marquez che non riesce, non a Marquez ma alla Palagi che non riesce a effettuare il tiro. Palla alla Polla Pamela verso la Macchia Luisa, dovrà sbrigarsi ad allontanare la palla per non correre nei 5 secondi. Azione veloce tra la Polla, Taccardi. Ora la palla alla Macchia Luisa verso la Polla, Taccardi, la Polla verso Taccardi. Bella azione da parte di Taccardi, ma Masetti è pronta a fare la parata. La Polla sbaglia lo stop, Tarrida, quindi la palla, la punizione sarà a favore del Viareggio. Si aggiunge a battere la Raffaelli che dà palla verso la Marquez. Tenta l'azione solitaria ma non le riesce per l'intervento di La Polla. Palla a Tarrida verso la Macchia Luisa, la Macchia verso una bella azione, ben intercettata dal portiere Masetti, bellissima azione. Luisa la Macchia con Berta, brutto fallo da parte di Taccardi. L'arbitro non se l'è sentita di uscire il blu. Palla a Raffaelli verso la numero 27 Palagi, intercettata dalla Macchia Luisa, sempre la Macchia Luisa che passa alla Polla Pamela e la distribuisce a Tarrida, la Polla, sempre Tarrida, la Polla. Il Materane cerca di destreggiarsi tra le 4 atlete viareggine che presidiano l'area di rigore.
giunge un nuovo tiro da parte di Pamela Porte con un'ottima parata della Masetti. Palla giunge sempre alla Marquez, che da sola si streggia a metà campo, ma con un raddoppio di marcature, no. Un altro fallo da parte della Marquez. Giustamente l'arbitro anche in questa circostanza non ha uscito il cartellino blu, che sarebbe potuto essere di prassi, ma non è la partita comunque obiettivamente nella quale uscire i cartellini blu. Berta Tarrida verso Taccardi, Tarrida, la Polla, Taccardi, la Polla, difficoltà da parte della Roller a poter entrare per la difesa stretta fatta dalle 4 atlete viareggine. Nuovamente la Polla che tenta il tiro ma non sorprende Masetti. Palla alla Mattia Luisa, un ottimo passaggio a Taccardi che non riesce a prendere a volo la palla. Sempre la Polla Pamela che avanza, palla bella nuovamente, bellissima parata sul tiro di Tarrida di Masetti, una palla era quasi imprendibile, arriva col guantone a Masetti. Palla adesso al Viareggio, palla alla Marquez, viene intercettata dalla Mattia Luisa. Taccardi, ottima azione, parata sempre, doppia parata e tripla parata da parte della Masetti. Vedi che questo portierino non è male, io l'avevo già vista giocare. La Polla no, e la palla purtroppo dopo averla parata si infila sotto le braccia del portiere, quindi gol assegnato nuovamente a Pamela, che esce dal campo. Al suo posto una new entry, la 18enne Raucci. Palla sempre la numero 27 Palagi, che la tiene troppo tempo nella propria area, per cui palla alla Roller Matera. Punizione assegnata alla Roller, sarà battuta da Taccardi verso la Mattia Luisa. Tarrida, un bel tiro di Luisa, la Macchia che però va fuori. La Rocci ruba una palla alle avversarie ma se la fa riprendere. Avanti la Raffaelli, bellissima azione della Marquez, è bella la parata anche del portierino materano, ad onor del vero. La Mattia Luisa, nuovamente parata da Masetti, che ovviamente non si lascia sorprendere. La Marquez verso la Raffaelli che tira in porta, parata nuovamente da parte di De Biase. Palla a favore della Roller verso Taccardi che si avvia da sola verso la porta e con un alza e schiaccia non sorprende il portiere Viareggino. Spero di continuare a fare la cronaca nonostante il tamburo rumoroso. Adesso, nuovamente Luisa Lamacchia verso la Palagi che para, l'ennesima conclusione in porta. Tiro del numero 18 Raffaelli verso la porta, intercettato da Tarrida che a sua volta si avvia verso la porta, verso Taccardi, effettua il tiro, parato dalla Masetti, nuovamente parato anche il tiro di Tarrida dalla Masetti. Capia la Marquez, tira in porta ma intercettato
da Luisa la macchia, palla ora a Taccardi che da sola si avvia, palla verso la macchia Luisa, passa palla alla Tarrida verso la macchia che tira in porta ma ben parata dalla Masetti, un tiro a quanto telefonato. Fallo da parte della numero 12 Annaccone nei confronti di Tarrida, che si avvia adesso da solo verso la porta, ma la palla viene sollevata dalla Iannaccone. Quando siamo al 16esimo, 7-0 per la Roller Matera. Sulla pallina la macchia Luisa, che prevedibilmente passerà verso Tarrida verso Luisa la macchia, e con la trottola si libera dall'avversario, dalla palla a Taccardi verso Tarrida tira in porta, palla in due, palla in due tra la Marquez e Taccardi, vinta dalla Taccardi che passa la palla a Tarrida non riesce a liberarsi della Marquez, che a sua volta non riesce a passare. Palla alla Brandi cade, intercettata dalla palla a Tarrida, che su una bella triangolazione mette la palla all'interno della porta. Obiettivamente nulla poteva in questa circostanza. Il portiere Masetti si è trovato 3 avversarie contro 1. Portando a 8 le segnature della Roller. Adesso l'attaccante ruba palla alla Marquez, si avvia verso la porta avversaria, passa a Tarrida verso Raucci, Taccardi viene intercettata dal difensore Viareggino. Adesso palla, nel frattempo è entrata anche Carlucci, che si libera dell'avversario e tira in porta, ma pare il portiere. Quindi in pista adesso 2 squadre, molto torta la Tarrida, 2 squadre giovanissime. Adesso sempre da Taccardi verso Tarrida verso Raucci tenta il tiro dalla distanza, benché giovanissimo la Raucci è dotata di un bel tiro dalla distanza. Tarrida ruba palla alla Iannaccone, sempre Raucci che possesso di palla verso Tarrida verso Taccardi, triangolazione intercettata dalla Iannaccone, nuovamente sorpresa dalla Tarrida verso Taccardi Tarrida Raucci, nuovamente il tiro dalla distanza di Raucci intercettato dal difensore. Adesso Taccardi verso Carlucci, che tenta il tiro ma ben parata in ben 2 occasioni dal portiere Masetti. La Raucci si libera dell'avversaria, passa a Tarrida Carlucci verso Berta Tarrida verso cade a terra nel frattempo Taccardi, palla a Tarrida tenta il tiro alla distanza, intercettata dalla difesa del Viareggio, che parte in contropiede, non riesce però, bellissima parata della Masetti, si è trovata a tu per tu con Taccardi, che non è riuscita a segnare. Adesso Carlucci Tarrida nuovamente in porta, para Masetti,
in azione la numero 28, cioè la numero 27 Branti, adesso la Tarrida verso la macchia, ma perfettamente parata nuovamente da portiere Masetti, no, era Taccardi, nuovamente Taccardi, vediamo se riuscirà ancora una volta Masetti a parare, non riesce Taccardi l'azione, contropiede da parte del Viareggio. Nel frattempo è uscita anche Taccardi ed è entrata Mazzilli. Brutto scontro in piena area tra Taccardi e adesso vediamo chi è, penso che sia la numero 4 Brandi, no, è la piccolina che purtroppo è rimasta a terra contusa, aspettiamo, ah no, fortunatamente si alza, uno scontro fortuito tra la Taccardi e la Iannaccone. La Iannaccone è costretta a uscire ed è sostituita dalla Palagi. Intanto il portiere del Reggio è andato a pulirsi il casco. Io rinnovo i ringraziamenti a chi coadiuva con me per queste riprese, Nato Spurio e Yarik Trinco. Adesso palla Berta Tarrida verso Vanessa Mazzilli Tarrida, Mazzilli, sempre Tarrida cerca di servire la Mazzilli, ecco qua Laila da sola si deve liberare ma non riesce a fare il tiro conclusivo in porta. Nuovamente Vanessa Mazzilli che passa a Laila che non sapete del passaggio, che arriva alla 77 Marquez, tira in porta ma para De Biase, tira in porta da parte della Brandi. Raucci sbaglia il passaggio verso la Marquez che però ben marcata, un po' di confusione da parte delle giovani materane che partono adesso in contropiede. Carlucci non riesce il contropiede, ben intercettato dalla Marquez, lo stesso fa la Raucci nei confronti della Marquez, si avvia da sola verso la porta, parte la Marquez in contropiede ma è intercettata dalla Rissa La Macchia, palla a Vanessa Mazzilli che parte in contropiede verso la Rissa, il passaggio è intercettato, tira in porta, ben parato di Marquez, ben parato dalla De Biasi. Bisogna dire che anche la De Biasi è un ottimo portierino, non sarà facile comunque segnare. Palla alla numero 20, la Mattia Larissa che riesce finalmente dopo un'infinità di tiri in porta parati dalla Masetti a segnare, tanto che nessuno si è accorto del gol che è sfuggito da sotto le mani della bravissima portiere del Viareggio Masetti.
quindi quando siamo a 9 segnature c'è un time out richiesto dal Viareggio. Siamo ancora in attesa della prima rete in campionato da parte della Mazzilli. Speriamo che avvenga in questa partita, così anche lei si sblocca. Ricordiamo che alle 19 la Roller Matera affronterà la squadra maschile del Viareggio. Non so dirvi quanto è la situazione falli, perché ci troviamo con un tabellone di emergenza in attesa che arrivi il nuovo tabellone ufficiale. Si riprende con la palla da parte del Viareggio verso la Marquez. Marquez che fa un bel passaggio verso la Palagi. Adesso parte il contropiede in Matera con Larissa La Macchia. Adesso in pista le materane ci sono esclusivamente le quindicenni, vediamo come si comporteranno. La palla adesso è del Viareggio verso la Marquez, Palagi, contropiede da parte di Larissa La Macchia che viene contrastata da una viareggina, palla in due adesso che sarà effettuata tra la Iannaccone e la Mazzilli. Recupera palla Mazzilli che dà a Vanessa, la Carlucci che non riesce a intercettarla, palla adesso sempre la Marquez che ha buon gioco, numero 7 Barsaglini verso la Palagi, intercettata dalla Carlucci, Mazzilli no, alza purtroppo la stecca, quindi punizione a favore del Viareggio. Palla al Viareggio che tenta da lontano, ma la palla non giunge a destinazione. Palla di Larissa La Macchia verso Raucci verso Mazzilli, tenta il tiro in porta parlato dalla Masetti, un tiro accompagnato da parte della Mazzilli, ma non si fa sorprendere ovviamente Masetti. Palla adesso al Viareggio con intercettato dal Mazzilli verso Carlucci, Mazzilli supera la metà campo, palla, bella azione dei Mazzilli verso Larissa che non riesce in due occasioni a superare il portiere Masetti. Quando mancano 6 minuti, 9-0 per la Roller, cerca la segnatura, il Viareggio non le esce, parte in contropiede, Raucci che serve Larissa La Macchia che tenta il tiro in porta intercettato da un difensore del Viareggio, il Viareggio la palla verso Raucci, Larissa La Macchia tenta il tiro, ben parato in due circostanze dalla Masetti. Avanza la giovanissima Mazzilli che ora tenta il tiro ben parato da Masetti.
bellissimo tiro da parte della Marquez sparato da De Biase, che si distingue anche lei in bravura. Passaggio sempre alla Marquez che non riesce a ribadire in porta. Ora la Raucci atterrata dalla Marquez, ma la punizione viene comunque affidata alla Marquez, che sembra essersi fatta male nel contrasto, quindi sta temporeggiando un attimo per aver battuto il gomito presumibilmente contro la balaustra. Rimane stoicamente in pista, quella che secondo me risulta essere, dopo la Masetti, la migliore in campo da parte del Viareggio. Adesso parla alla macchia Larissa, che la dà verso Carlucci, non riesce il passaggio, palla alla Marquez verso Palagi non riesce il passaggio, parte in contropiede Mazzilli, Carlucci non riesce il passaggio per intercesso di Barsaglini. Nuovamente parla, adesso che le squadre diciamo sono un po' più equilibrate, si parte con un contropiede per parte per ogni azione, quindi partita comunque gradevole. Adesso nuovamente il Matera tenta il tiro in porta e segna la numero, adesso finalmente la Viareggina, la numero 12 Iannaccone, con un tiro da distanza che, toccato da un difensore materano, sorprende purtroppo l'incolpevole De Biase. Meno male il Viareggio ha segnato la sua prima segnatura. Raucci, adesso Carlucci da sola, ottima, bellissima azione di Carlucci che da sola arriva tutta la squadra, ma Masetti le nega la soddisfazione del gol. Nuovamente il Viareggio in attacco, palla, cerca nuovamente il tiro il Viareggio, ma non riesce questa volta. Adesso parla a Carlucci, la macchia Larissa, Raucci, Mazzilli, tenta il tiro Mazzilli, parata dal portiere, bella azione della Mazzilli. Nuovamente il Viareggio sfiora la segnatura, ma De Biase la evita. Adesso non riesce Mazzilli da sola col portiere a fare la sua prima segnatura in questo campionato. Speriamo che in questi 3 minuti rimasti riesca a fare il suo primo gol, che invece stava riuscendo alla Iannaccone. Nuovamente parata da parte della De Biasi. Bello vedere finalmente un po' il Viareggio in attacco. Adesso Mazzilli verso Carlucci, Carlucci verso Larissa, tenta il tiro Larissa, parata dal portiere. Intanto la Raucci viene sostituita dalla macchia Luisa, questo forse per tentare di far segnare Mazzilli. Vediamo se riuscirà nell'intento. Nuovamente Luisa, la macchia Luisa verso Larissa, la macchia la sorella. Bellissima azione del Viareggio, mancato solo il gol per merito della parata di De Biase. Prende palla adesso
Carlucci se la fa sfuggire Larissa La Macchia, palla adesso a Luisa La Macchia, la sorella più grande, verso che avanza con la palla sempre a Luisa La Macchia che cerca di sorprendere il portiere, non ci riesce. Ora si avvia con la palla, Mazzilli va da dietro porta, non riesce Mazzilli a Carlucci, un ottimo passaggio, tiro in porta da parte di Luisa La Macchia che non sorprende il portiere. Manca oramai solamente un minuto, palla Viareggio adesso la Palagi tenta il tiro in porta, ben parato da De Biase. La Macchia Luisa va in contropiede da sola, tenta il tiro ma non riesce per via di Palagi che parla. Mazzilli tenta il tiro per l'ennesima volta, parata dal portiere, non c'è possibilità più oramai per Mazzilli, mancano solo 35 secondi. Penso che l'ultima occasione per un tiro in porta ce l'avrà il Viareggio, che tenta in questo momento e segna finalmente la Marquez, che onestamente merita la segnatura con un tiro da lontano. Il portiere era coperto dalle 4 difensori del corso. Naturalmente gioisce la Marquez per la bella segnatura, meritatissima. A segno adesso Larissa La Macchia su azione personale, porta a 10 le segnature quando mancano 15 secondi. Quindi mancano solo 13 secondi, se conta la rovescia, palla del Viareggio che tenterà nuovamente con la Marquez di poter fare. Non è riuscita la segnatura per merito della De Biase che parla, quindi le squadre vanno verso il centropista per i saluti d'obbligo verso il pubblico e verso la squadra avversaria. Come da prassi le ragazze materane, come avviene anche nella Serie A1, daranno il 5 a tutti i tifosi materani che si schierano nel frattempo lungo tutta la balaustra. È una tradizione che ormai va avanti da anni, qualunque sia il risultato delle partite. Speriamo che anche le ragazze viareggine siano invitate a dare il 5 ai tifosi materani schierati sulla balaustra. Adesso fra un po' vediamo se questo avverrà. Aspettiamo prima i saluti verso il centropista, poi aspettiamo un attimo prima di dare il saluto e un arrivederci alle 19 per la seconda partita del Matera col Viareggio. Le giovani atlete materane posizionate sulla balaustra più i genitori sono in attesa di salutare le atlete. Aspettiamo ancora un attimo per vedere il saluto delle ragazze, che le ragazze materane si avviano in questo momento a fare. Salutano prima i ragazzi della prima squadra che sono posizionati lungo la balaustra, la prima squadra maschile che sono posizionati lungo la balaustra. Per poi salutare le ragazze, salutare il pubblico come avviene di consueto ormai da diversi anni. Quindi un arrivederci alla prossima partita. Un saluto da Matera.